Euroregione.news. Naturalmente da Latte Friulano è questo il nome dell'innovativo progetto che aggrega in società consortile 13 realtà tra piccole e medie della produzione e trasformazione lattiero-casearia in Friuli Venezia Giulia. Una società consortile che ha già vinto la sfida di convincere 13 produttori e già a partire dalla fine di quest'anno, attraverso una struttura professionale dedicata, punta a trasformare e commercializzare quote sempre maggiori di prodotti lattiero-caseari delle aziende consorziate. Dei 13 soci, 8 hanno sede nell'Udinese e 5 nel Pordenonese, con 3 aziende operanti in zona di montagna. Per obbligo statutario tutti i soci assicurano che almeno il 75% delle loro attività lattiero-casearie e delle loro lavorazioni è ottenuto da latte munto nel territorio regionale. In realtà nel corso del 2021 tale quota è stata superiore al 90%. Le 13 aziende consorziate lavorano con forniture alimentate da circa il 30% delle stalle attualmente in attività. Operano in tutti i settori, dalla raccolta alla distribuzione del latte, alle tradizionali latterie e ai caseifici specializzati nella stagionatura del formaggio, DOP Montasio in particolare. Questa nuova società consortile non sarà l'ennesimo carrozzone, questa è la prospettiva, perché alte sono le asticelle chieste dalla Regione Friuli Venezia Giulia per finanziare l'iniziativa con 18 milioni di euro. Aggregazione, compartecipazione dei soci al rischio d'impresa, latte made in Friuli, creazione di siti produttivi centralizzati, gestiti direttamente dalla società consortile, uno a Pagnacco per il trattamento e confezionamento del latte fresco, mozzarella, yogurt, stracchino e altri prodotti del segmento freschi e freschissimi, e altri 2 siti con tecnologie avanzate posizionati nelle ex province di Pordenone e Udine per l'elaborazione del formaggio stagionato mediante porzionamento, grattugie, confezionamento, stoccaggio e distribuzione. Un piano industriale dettagliato che punta ad aggregare le aziende, ma valorizzando caratteristiche e tipicità dei prodotti per vincere la sfida di un mercato in evoluzione, per superare il grave sbilanciamento tra costi produttivi e remunerazione dei prodotti. La società consortile, naturalmente da Latte Friulano, metterà a punto un'efficiente organizzazione per i servizi condivisi, dal controllo di qualità del prodotto, la sua certificazione, dal marketing, comunicazione e pubblicità, alla commercializzazione, dalla formazione all'assist alle imprese consorziate per il miglioramento dei loro equilibri finanziari, economici e patrimoniali. Il progetto è stato illustrato non senza entusiasmo nella Casa della Contadinanza sul Colle Castellano di Udine, con l'intervento dell'assessore regionale Stefano Zagnier, del presidente della società consortile Narciso Trevisanut, del progettista del piano industriale consortile Francesco Ciani, del presidente del consiglio regionale Pier Mauro Zanin, di 7 consiglieri regionali e dei produttori che fanno parte di questo nuovo corso, protagonisti di un primo passo che è al tempo stesso una svolta storica rispetto al canonico individualismo imprenditoriale friulano. La pandemia ci ha fatto cogliere segnali di uno spazio possibile per l'aggregazione industriale, ha detto l'assessore Zagnier, che ci potesse mettere nelle condizioni di intervenire non più a caso sull'intera filiera lattiero-casearia, ma a sostegno di un progetto aggregativo reale per la trasformazione del prodotto, con nuove tipologie produttive e nuove forme di commercializzazione, in una più ampia visione strategica sia produttiva che di mercato. Se è ancora vero che piccolo è bello, questo progetto creerà le condizioni per poter continuare a essere piccoli ma grandi allo stesso tempo. Sì, noi attraverso un'azione di ascolto del territorio ci siamo formati l'idea che anche il sistema della trasformazione aveva necessità di aggregarsi per riuscire a mettere a sistema dei costi, per sfruttare nuove linee di produzione, nuovi prodotti e per sostanzialmente andare poi a valorizzare anche le attività delle singole imprese aderenti. Quello che nasce oggi nella realtà non è un consorzio, è una società consortile, che è una cosa profondamente diversa, perché mette a sistema anche quello che è il rischio di impresa che ogni singolo socio si assume in toto, e quindi l'asticella che la Regione aveva posto con questa come una condizione, l'altra è di aggregare almeno il 15% del latte regionale e di realizzare degli investimenti comuni, quindi all'interno di questo sistema consortile, è stato raccolto dagli imprenditori che sono andati addirittura oltre, perché oggi raggiungiamo il 20% della produzione di latte regionale, e questa è una sfida che potrà consentire, con un'importantissima dotazione finanziaria a supporto, di consentire, dicevo, al nostro sistema produttivo di permanere sul mercato nonostante le difficoltà e addirittura di riuscire ad agganciare nuove strategie di commercializzazione. Un passaggio storico. Ma credo sia
sotto gli occhi di tutti. Penso che negli ultimi 2 decenni non si siano viste aggregazioni e sicuramente non di queste dimensioni, e questo in una regione dove si fa molta fatica a fare aggregazione. Questo è un segnale importantissimo che speriamo sia colto anche da altri settori. Tra i produttori associati, Renato Zampa della Cospalat ha voluto sottolineare come questo progetto sia un atto di fede in cui per primo ha voluto credere l'assessore Zannier, supportato da uno straordinario impegno dei funzionari della direzione agricoltura, ai quali è andato più volte il ringraziamento. Stiamo creando uno strumento, ha detto Zampa, che può allontanarci dall'abisso, dalla situazione drammatica che vive la zootecnia e con essa il territorio per i rischi di suo abbandono. Un progetto nato su diversi tavoli, ha detto Francesco Ciani, che è riuscito ad aggregare i produttori perché ha messo in luce i limiti degli orizzonti individuali rispetto ad una visione di assieme, in grado di ottimizzare e razionalizzare i cicli di produzione, i costi produttivi e le strategie di commercializzazione e di identificazione territoriale del prodotto in una declinazione di eccellenza per qualità e tipicità. Un business plan di un progetto industriale che dà nuovo senso al consorzio. Assolutamente sì. Alla parola consorzio. Certo, perché l'aggregazione non è a caso una società consortile, perché è lo strumento che consente meglio di altri di mantenere inalterato ruolo e figura giuridica del socio, anzi di enfatizzarlo, però di consentire tutte le possibili integrazioni tra le attività dei soci tra di loro e nei confronti della società consortile, e che è un po' la cifra del progetto. Il progetto che prevede sia di attivare la classica collaborazione su tutti i fronti possibili, sia unificare una funzione che è progressivamente quella commerciale, quindi chi venderà, chi presenterà i progetti per la commercializzazione al consumatore sarà la società consortile. Il percorso che ci è voluto per convincere questi produttori è stato difficile. Indubbiamente tutti i produttori arrivavano da esperienze diverse, ci sono delle aziende private e delle cooperative, ci sono dei mix, una latteria addirittura quasi tornaria, quindi mettere insieme tutte queste esperienze e realtà che fino a poco tempo fa magari si sono anche scontrate nel mercato, e riuscire a metterle tutte attorno allo stesso tavolo non è stato sicuramente facile, ma ci siamo messi tutti a remare per uno scopo unico. Il progetto è stato sposato pienamente. Adesso la tempistica? La tempistica dovrebbe essere particolarmente tempestiva, perché di fatto tutti i diversi cantieri che verranno alimentati da questo progetto stanno tutti partendo, perché sia i cantieri condivisi, quelli della società consortile, che ne ha ben 2 sostanzialmente, sia i 13 cantieri delle aziende subito, ma noi confidiamo da ottobre, quindi dall'autunno, di poter avere già una presenza sul mercato naturalmente del latte friulano, con proprie etichette, con propri sistemi di comunicazione, con proprio prodotto che si identifica in quello che poi da qui in avanti sarà un percorso che speriamo sia solo di crescita rispetto a quel 20% del latte che oggi rappresentiamo e che a quelle decine di milioni di fatturato che oggi sono il patrimonio delle nostre aziende, che non può che essere significativamente migliorato. Noi abbiamo programmi di crescita che nel primo biennio traguardano all'incirca un 20%, quindi è questo il primo target. Euroregione.news